Da Biella alla Romania, storia della Refill, azienda pioniera della delocalizzazione. Le trivellazioni in Adriatico, gli scienziati dicono che il metano c'è, ma a grandi profondità. In Croazia fa discutere un documentario su una ragazza rinchiusa in manicomio perché lesbica. La storia del cestista albanese Ndoia che, sbarcato nel 1994 da un gommone a Brindisi, è riuscito a vincere una promozione in A1. Il giorno del ricordo dell'esodo dall'Istria, per storici e antropologi un'occasione per pensare anche alle tragedie di oggi. Le foto appese alle pareti raccontano di un passato molto lontano, un passato in cui nessuna azienda italiana osava attraversare la cortina di ferro. Perché da Biella pensaste di farlo? Ma era il lontano 1973 quando Ceausescu pensò di creare le società miste. Era un'innovazione e i soci italiani, il signor Falco, l'Emilio Falco e il signor Giacomo Verzoletto, hanno pensato di venire a creare una società, una filatura qui in Romania, perché era vicina al produttore di fibra acrilica. Detta così suona semplice, ma 40 inverni in Moldova, nel nord-est della Romania, tanti sono quelli che ha trascorso qui a Pietra Neamt. Luigi Bodo, manager dell'azienda sin dalla fondazione, sono lunghi da passare, specialmente sotto il regime. In fabbrica le cose erano abbastanza normali, usciva dalla fabbrica, naturalmente la situazione non era una situazione pesante, perché la libertà mancava. La Refill iniziò con un capitale di oltre 2 miliardi di lire e oggi, producendo tessuto acrilico e, in misura minore, lana, fattura 70 milioni di euro all'anno. Lavorare ai tempi di Ceausescu, ci racconta Bodo, era semplice e complicato allo stesso tempo. Regole precise, scarsa concorrenza da un lato, vincoli ferrei dall'altro. Noi non potevamo vendere assolutamente i nostri prodotti in Romania, dovevamo vendere tutti i nostri prodotti all'esportazione, in quanto l'interesse del regime era di portare valuta in Romania. Quando il regime cadde, da società mista che era, la Refill diventò completamente italiana, anzi biellese, erede di una gloriosa tradizione manifatturiera. Si pensava a questo cambiamento che avrebbe portato dei miglioramenti sostanziali che poi purtroppo non sono avvenuti, ecco, specialmente per la gente che lavora, cioè, speravano di poter avere che il miglioramento fosse anche potessero parteciparci anche loro. In realtà si partecipa in modo limitato. La Refill produce 15 milioni di chili di acrilico e 5 milioni di chili di lana all'anno, roba da vestire 40 milioni di persone. Ha accompagnato alla pensione finora circa 500 operai rumeni, ha una buona reputazione sociale e però ha avuto il suo momento nero nelle relazioni sindacali, il grande sciopero del 1995. Accadde che alcuni operai furono mandati a fare corsi di formazione in Italia, scoprirono che in Piemonte la gente guadagnava molto più di loro, tornarono, riferirono tutto e scoppiò la rivolta. Rivolta repressa dall'azienda con pugno di ferro, tutti licenziati in una notte. Seguì una trattativa febbrile, gli italiani spiegarono che il livello salariale rumeno era quello, che loro garantivano pagamenti puntuali, ferie, tredicesime, ma che nessuno poteva pretendere trattamenti italiani in Romania. Quasi tutti accettarono le condizioni e furono riassunti, tranne una sessantina di operai. Non è difficile pensare che fra questi ultimi ci fossero i leader della rivolta. Oggi la Refill conta 660 dipendenti in 3 stabilimenti e qualcuno ha trovato lavoro qui dopo essere tornato dall'Italia. Io ho deciso di tornare perché avevo la fidanzata qua e volevo restare, diciamo, qua nel mio paese. Che, come diceva un mio amico di Sicilia, ognuno deve vivere al suo paese. Gli altri possono pensare anche per guadagnare di più, ma non lo so, perché i soldi non sono un'opzione per tutte le volte. Per me va bene così a casa. La società FCA, che produce la Fiat 500L nello stabilimento di Kragujevac, si è confermata anche nel 2015 il primo esportatore della Serbia. La società ha venduto all'estero automobili per un valore pari a 1 miliardo e 180 milioni di euro.
Nella tabella stilata dal Ministero delle Finanze di Belgrado, al secondo posto tra gli esportatori serbi figura l'acciaieria di Smederevo con 319 milioni di euro, seguita a distanza dalla Tigar Tires che produce pneumatici. L'abbiamo capito quasi per caso, perché nel 2009 abbiamo effettuato una campagna con la nostra nave OGS Explora nell'area e ci siamo imbattuti in fuoriuscite di gas. Queste fuoriuscite salgono appunto dal profondo, arrivano fino al fondomare e al fondomare abbiamo evidenza anche proprio di bolle che si trasferiscono nella colonna d'acqua e poi sicuramente nell'atmosfera. Che i bassi fondali dell'Alto Adriatico contenessero grandi riserve di metano era noto da tempo e solo il timore della subsidenza, cioè dell'abbassarsi della costa in seguito a massicce estrazioni, ne aveva rallentato e poi sospeso lo sfruttamento nelle acque italiane. In questi anni però i ricercatori dell'OGS di Trieste, che erano partiti per mappare questi fondali e per verificare l'ipotesi di potervi confinare grandi volumi di CO2 emessa dalle industrie, si sono trovati di fronte a un fenomeno che, se da una parte nega questa possibilità, dall'altra rivela la probabile esistenza di giacimenti molto più profondi e anche più consistenti. Siamo nell'ordine di 2000-2500 metri, quindi più profondi di almeno 1000 metri rispetto ai giacimenti sfruttati. Avete idea della consistenza di questi giacimenti di gas? No, in questo momento no. Quello che possiamo dire è che le emissioni di gas sono diffuse in tutto il cosiddetto Golfo di Venezia, cioè in tutta l'area che va dal delta del Tagliamento a delta del Po. Sfruttare questi idrocarburi sottomarini potrebbe causare dissesti, cioè subsidenza, abbassamento delle coste o perfino sismi, come si sostiene? Beh, allora riguardo alla subsidenza, innanzitutto dipende quanto vicino alla costa si situeranno gli eventuali pozzi che al termine delle prospezioni, se dovessero trovarsi dei giacimenti produttivi, potrebbero essere installati. Dipende da che profondità e quali quantità vengono estratte. Per quello che riguarda i sismi, direi che il problema principale della sismicità indotta da attività petrolifere è la reiniezione delle acque di strato che vengono estratte però di solito insieme al petrolio, non insieme al gas. Ci può essere anche petrolio? Allora, noi non ne abbiamo evidenza perché il nostro dato non ci consente di investigare oltre una certa profondità. Il petrolio in Italia è stato trovato a profondità più elevate, non lo escludiamo, in questo momento non possiamo dire nulla in merito. C'è qualcos'altro che segnala la presenza di questi giacimenti sulla superficie del fondale? Sì, molte di esse si trovano in corrispondenza di crostoni, noti come tegnue, trezze o grebeni, molto diffusi nell'area e molto noti fin dall'antichità perché i pescatori rompevano le reti, rompono tuttora le reti quando ci sbattono contro, la cui origine in passato è stata attribuita a delle beach rock, cioè delle antiche linee di riva. Noi pensiamo che siano dei carbonati metanoderivati, cioè che siano originati per azione di batteri metanofili. Massiccia l'adesione in Grecia per lo sciopero che i principali sindacati hanno organizzato contro la riforma delle pensioni proposta dal premier Tsipras. Hanno scioperato lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, liberi professionisti, agricoltori e pensionati. Secondo i sindacati, l'aumento dei contributi proposto dal governo unito all'aumento delle tasse finirà per prelevare il 75% del reddito delle categorie interessate dalla riforma. Durante lo sciopero la Grecia era completamente bloccata, chiusi anche i varchi d'accesso per l'Acropoli. È una storia tragica, la storia di Anna, una ragazza di Fiume in Croazia. Anna a 16 anni aveva una relazione lesbica con una coetanea, per questo la famiglia l'ha fatta rinchiudere in un manicomio, una reclusione di 5 anni in cui ad Anna non è stato risparmiato niente, né l'isolamento né la camicia di forza.
La storia di Anna è stata raccontata dal regista Hrvoje Mabić in un bel documentario, Bolesno, malato il titolo, che è stato presentato al Trieste Film Festival. I genitori di Ana sono molto conservatori. Determinanti per il ricovero nel manicomio di Lopača sono stati però le decisioni e il comportamento dei medici, soprattutto della direttrice dell'ospedale, una specialista di psichiatria. In Croazia le reclusioni coatte in manicomio sono frequenti? No, sono rare, però succedono. Spesso questi episodi nascondono motivazioni anche politiche o economiche. Ci sono stati casi in cui alcuni potenti, politici o imprenditori, hanno sfruttato la propria influenza sociale per fare rinchiudere delle persone. In questi casi, rari per la verità, c'è ancora una traccia negativa del periodo comunista. Ma quali sono stati i motivi della reclusione di Ana e la ragazza ha superato il trauma? Ana aveva una relazione affettiva lesbica con una ragazza e siccome i genitori non le permettevano di uscire per vederla, scappava di casa e dalla scuola per incontrare l'innamorata. Queste fughe di minorenni in Croazia, secondo la legge, sono trattate come atti di delinquenza giovanile. Nel caso di Anna sono diventate il motivo formale della reclusione in manicomio. Ho iniziato a girare il documentario quando Anna è uscita dall'ospedale psichiatrico. Era distrutta. Ogni giorno prendeva un pugno di pastiglie, era sull'orlo del suicidio. Poi, piano piano, è riuscita a superare il trauma e a organizzarsi una vita. Ci sono motivazioni finanziarie che spingono al ricovero in manicomio delle persone? Non ho prove che il ricovero coatto di Ana sia dovuto alla corruzione, però ci sono degli indizi che il prolungamento del ricovero potrebbe essere dovuto a ragioni economiche. In Croazia una parte degli introiti dei manicomi è assicurato dalle rette delle famiglie e delle assicurazioni. Fino a quando lo scandalo della reclusione di Ana non è diventato di dominio pubblico, l'ospedale psichiatrico era pieno di pazienti. Tutti i posti letto erano occupati. Dopo i ricoveri sono diminuiti in modo drastico e con il calo dei ricoveri sono diminuiti anche gli incassi dell'ospedale. Il sospetto è tragico. Ai tempi del comunismo, in manicomio le persone, i dissidenti, venivano rinchiusi per motivi politici. Con il capitalismo e la commercializzazione della sanità c'è chi viene tenuto in manicomio per i soldi. Anna ora è una persona che si è rifatta una vita, ha imparato a controllare le conseguenze del trauma e ad arginare il risentimento. Claudio Ndoia è il capitano della Dinamica Mantova, Serie A2 di basket. Sembra un giocatore qualsiasi, ma non lo è. La sua è una storia di quelle che racchiudono in sé tanti significati. Nel 1998, dalla propria terra, l'Albania, salì su un gommone con la famiglia e sbarcò sulle rive pugliesi, dalle parti di Brindisi. Sono venuto qua nel 98 con 500.000 lire in tasca e un zaino veramente, anzi un sacco sulla spalla con i miei vestiti. Ho fatto tanti sacrifici, c'erano periodi dove non c'era neanche da mangiare, mangiavo pane, acqua e zucchero, che era il mio pasto quotidiano. Vivevo in uno scantinato di una fabbrica per quasi 9 mesi, quasi un anno, ho vissuto così. Poi grazie alla fede, grazie a Dio, sono riuscito a cambiare la mia vita e sono arrivato addirittura a incontrare il Papa in piazza San Pietro, perciò è una bella storia che spero aiuti tante persone a non mollare nei momenti di difficoltà. Oltre alla religione è stato l'amore per la pallacanestro a dargli la forza di oltrepassare gli ostacoli. Era la mia più grande passione e mi ha aiutato a vivere una vita migliore, diciamo, però il basket per me rimane solo un gioco. Tutto quello che è successo prima e dopo e durante è il mio credo, è la mia, ripeto, la mia fede mi ha aiutato tantissimo a superare i momenti di difficoltà. Il basket mi ha aiutato, diciamo, a integrarmi. Nel 2012, proprio in Puglia, una grandissima soddisfazione sportiva. Sbarcai nel 98 da clandestino a Brindisi, riportai Brindisi in A1 da capitano, perciò era la chiusura di un cerchio. E quali sensazioni? Sono sensazioni indescrivibili che ogni volta che vedo i filmati mi viene la pelle d'oca. Sono orgoglioso di me stesso, di quello che sono riuscito a fare nella vita. Nel basket, come ho detto anche davanti al Papa, sono un giocatore normale, nella media, però penso che quello che ho fatto al di fuori del basket è particolare.
Tutta la sua storia è ora scritta in un libro realizzato dal giornalista Michele Pettene, La morte è certa, la vita no, pubblicato da Imprimatur, un modo per far conoscere il proprio passato a una vasta platea. Tante persone si ispirano a me per quello che ho fatto, tanti ragazzini mi mandano tanti messaggi, dirmi grazie a te adesso sto provando a cambiare qualcosa nella mia vita, tante persone mi dicono non mollo più, anche se fallisco vado avanti. E questo mi dicono grazie a te, e questo penso sia la cosa più bella al mondo. Quello che ho fatto l'ho fatto solo per gli altri, tutto il ricavato che avrò io del libro andrà in beneficenza, in un orfanotrofio a Scutari in Albania. Cosa hai pensato quando hai visto questo grande flusso di profughi per la rotta balcanica, non lontano da casa tua? Rivivo un po' la stessa situazione che ho vissuto io, capisco queste persone, tante persone non riescono a capire il perché si abbandona il proprio paese si abbandona veramente quando non si vede un'altra via d'uscita e si preferisce magari rischiare di morire in mare piuttosto che non avere futuro nel proprio paese. Il 10 febbraio ricorre il giorno del ricordo, la giornata dedicata alla storia degli eccidi, delle foibe, dell'esodo degli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Diego D'Amelio, storico e giornalista, riassume la complessa storia del confine orientale nel Novecento. Parlare del giorno del ricordo, il 10 febbraio, significa parlare di una storia che è quella del confine orientale nel corso del Novecento. E partiamo da una dittatura italiana, da 20 anni l'Italia annette quelle terre nel 18 e subentra subito il fascismo e applica un pesante processo di pulizia, di bonifica etnica la chiamavano. Questo rende ancora più dure le frizioni nazionali che c'erano già in passato e questa eredità molto pesante viene pagata a partire dal 1943. L'8 settembre crollano le istituzioni italiane, le istituzioni italiane vengono sostituite momentaneamente dalla resistenza jugoslava in Istria nel 1943, ci sono le prime violenze, le prime foibe come vengono chiamate. Questo processo si riproduce nel 1945 quando il fronte di liberazione sloveno entra a Trieste e occupa la città per i famosi 40 giorni. Vengono chiamate foibe ma in realtà in buona parte sono deportazioni di italiani che sono stati erroneamente analizzate come pulizia etnica ma che in realtà sono state il tentativo di un movimento che era nel contempo rivoluzionario e di emancipazione, di costruzione di un nuovo Stato nazionale, di eliminare i potenziali oppositori politici. Questa situazione di tensione al confine orientale perdura, la questione giuliana perdura fino almeno al 1954, c'è in Istria una pesante pressione ambientale nei confronti del gruppo italiano che si traduce prima nell'abbandono di Pola e di buona parte dell'Istria nel 1947 del primo esodo istriano e poi dopo il 1953-1954 nell'abbandono della zona B con un movimento di popolazione che complessivamente copre 270-300 mila persone, che è quello appunto dell'esodo istriano. Roberta Altin, antropologa, insegna all'Università di Trieste, figlia di esuli, lei stessa ha vissuto in un campo profughi, propone un paragone tra la vicenda degli istriani nel secondo dopoguerra e i profughi che in questi giorni cercano rifugio in Europa. A Trieste i profughi dall'Africa e dall'Afghanistan hanno trovato nei mesi scorsi rifugio nel Silos, il grande magazzino adiacente alla stazione dove negli anni 50 furono sistemati i profughi dall'Istria. Ci sono delle ricorrenze, i luoghi, ci sono certi luoghi dove noi stiamo riposizionando i profughi di oggi sugli stessi identici luoghi dove si accampavano gli esuli profughi, dove il campo dove sono nata io per dirlo. C'è una differenza nel senso che il grosso esodo dall'Istria era un esodo omogeneo dal punto di vista linguistico, cioè tutti erano italiani, si sono spostati e hanno spaccato in due una comunità. Mentre adesso noi vediamo flussi veramente difficili da descrivere, da definire, sono molto diversi, come vedete, per nazionalità, lingue, per motivazioni, sono sempre migrazioni forzate, le chiamiamo, quindi come l'esodo dall'Istria sono legati a una guerra, a un trauma, a qualcosa dove le persone devono abbandonare la propria casa, sono costretti, in questo senso sono forzati, e devono accamparsi. Gli esuli profughi sono chi abbandona tutto e deve trovare una nuova meta. In questo senso noi siamo forse una tappa intermedia,
questi campi, questi stati in qualche modo che sembrano di emergenza ma che in realtà noi vediamo essere un po' il leitmotiv del Novecento e di questo millennio, sono un'umanità che in qualche modo è in eccesso, non sappiamo dove mettere perché non restano più entro gli stati nazionali e vanno contenuti o nei campi o dandogli delle collocazioni che sembrano temporanee ma che molto spesso, come è successo anche per la diaspora istriana, per il movimento istriano, restano permanenti.